Quarta corsa dall'Arcoveggio, prova per femmine di 4 anni, non vincitrici di 15.000 euro in carriera. L'1 Gioia del Ronco, 2 Jessie dei Veltri, 3 Granada SLM, 4 Glauce degli Dei, 6 Highly Appreciated, 7 Gilda Spritz. Problemi in fase di allenamento per Gilda Spritz, che rimane distante. Macchina inizia a prendere velocità. Partite. È veloce Granada SLM che assume l'iniziativa, al suo esterno Glauce degli Dei che ci prova, in corda Gioia del Ronco che precede Jessie dei Veltri, alla retroguardia Highly Appreciated. Sbaglia Glauce degli Dei sulla prima piegata e così i primi 200 metri di Granada SLM se ne vanno in 14,2. Numero 7 Gilda Spritz, squalificato. Granada SLM al comando nei confronti di Gioia del Ronco, la terza posizione per Jessie dei Veltri, mentre ha spostato allo scoperto Highly Appreciated, che risale gradualmente dopo 400 metri passati in 32. Granada SLM sempre leader nei confronti di Gioia del Ronco e Highly Appreciated, che risale allo scoperto in corda Jessie dei Veltri, è ricoperta da Glauce degli Dei che torna dopo lo svarione della prima curva. Frazione di rifiato che porta a 46 i primi 600 di corsa. Granada SLM comunque mantiene discreto ritmo per tenere a distanza Highly Appreciated, che è la principale avversaria, secondo Vincenzo Luongo, e quindi mantiene buon ritmo per far pesare il percorso esterno all'avversaria. In corda rimane Gioia del Ronco, poi Jessie dei Veltri e Glauce degli Dei. Chilometro in 1:15,7, Granada SLM al comando nei confronti di Gioia del Ronco, di fuori Highly Appreciated, in corda ancora Jessie dei Veltri mentre cala Glauce degli Dei. Quando siamo ormai a 400 dalla conclusione, Granada SLM a 3-4 lunghezze di margine nei confronti di Gioia del Ronco, Highly Appreciated e Jessie dei Veltri. A metà della curva conclusiva Granada SLM che ha completamente cambiato marcia, ha staccato tutte le rivali e se ne va per fatti propri all'ingresso della dirittura d'arrivo, con Granada SLM in chiarissimo vantaggio, che ha fatto il vuoto. Granada SLM viene a rifinire il tutto in gran semplicità per il secondo posto. Scatta di dentro Jessie dei Veltri che fa sua nettamente la seconda moneta. Al terzo Highly Appreciated, 1:14,7, 29,4 anche la chiusa. Granada SLM, Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori del signor Fiorenzo Beltrami. Tutto facile per la figlia di Varen e New Star Power, che prende l'iniziativa e a buona media sotto l'1,15 si impone nettamente. Al secondo di spunto Jessie dei Veltri, al terzo posto Highly Appreciated.